Salve a tutti, vediamo ora la formula di Bernoulli e come applicarla. In questo caso parliamo di fare esperimenti indipendenti tra loro, di fare n esperimenti uno dietro l'altro. In ciascun esperimento la probabilità che accada un evento è P e quindi la probabilità della negazione di questo evento, cioè che non accada quell'evento, è 1 meno P, ovviamente. E noi ci chiediamo qual è la probabilità che questo evento A capiti k volte. E quindi abbiamo l'evento a probabilità P, ripetiamo questi esperimenti dipendenti uno dall'altro n volte e ci chiediamo qual è la probabilità che l'evento capiti k volte. La formula è questa: n su k, il simbolo binomiale, p alla k, 1 meno p alla n meno k. Vabbè, vediamo in due esempi. Abbiamo un dado e l'evento che ci interessa è che il dado mostri 1. La probabilità dell'evento è un sesto. Facciamo 5 lanci del dado, n uguale a 5, e ci chiediamo la probabilità di trovare 3 volte il numero 1 su questi 5 lanci. Va bene, usiamo la formula n su k, 5 su 3, un sesto è la probabilità alla k, un sesto alla terza, e poi 1 meno p sarebbe 1 meno un sesto, 6 sesti meno un sesto, 5 sesti. 5 sesti alla seconda, perché n meno k, 5 meno 3 fa 2. Allora adesso risolviamo qua il simbolo binomiale: 5 fattoriale fratto 3 fattoriale, 5 meno 3 fa 2, 2 fattoriale. Qui abbiamo 1 fratto 6 alla terza, qui abbiamo 5 al quadrato 25 fratto 6 alla seconda. Così posso adesso qua unire 6 alla terza, 6 alla seconda in 6 alla quinta. Questo 5 fattoriale lo scrivo come 5 per 4 per 3 fattoriale. Perché? Perché ho qua il 3 fattoriale. 3 fattoriale lo ricopio, 2 fattoriale è 2, 3 fattoriale va via, 2 semplifico col 4, qua 25 fratto 6 alla quinta. E vabbè, e poi posso calcolare semplicemente tutto questo: 250.776esimi, che poi si va anche a semplificare, 105 3.888esimi, e questo, se si fa il calcolo, è circa il 3% di probabilità. Va bene, vediamo ora il lancio di una moneta e la possibilità che ci interessa come evento che otteniamo testa, e la probabilità è un mezzo, ovviamente, perché o è testa o è croce. E facciamo 8 lanci della moneta e ci interessa quanta probabilità di ottenere 6 volte testa tra questi 8 lanci. Non importa di seguito, trovarlo 6 volte all'interno di questi 8 lanci. Quindi si applica nuova la formula: 8 su 6, un mezzo alla sesta, e adesso 1 meno p è anche un mezzo, perché 1 meno un mezzo è un mezzo. Un mezzo alla seconda, 8 meno 6, 2. Qui 8 fattoriale fratto 6 fattoriale, 8 meno 6 fa 2, 2 fattoriale, e qui abbiamo un mezzo alla sesta e un mezzo alla seconda, quindi un mezzo all'ottava. Qui abbiamo 8 per 7 per 6 fattoriale, vado fino a 6 fattoriale perché qui ho 6 fattoriale che si va a semplificare, 2 fattoriale è 2, che vado a semplificarlo qua, e qui ho 1 fratto 2 all'ottava, qua 4 e 2 alla seconda, vado a semplificare 2 all'ottava, qua ho 2 alla sesta, quindi ho ancora questo 7. Se noi facciamo il calcolo, questo è circa l'11% di probabilità. Va bene, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.